Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo subito i nostri titoli. Messina, sono 3 gli indagati per il crollo della palazzina. Sono accusati di disastro e omicidio colposi. Da domani gli interrogatori. Intanto proseguono senza sosta le ricerche dei 3 dispersi sotto le macerie nella zona sud della città. Notte di sangue ad Agrigento, accoltellati 2 giovani, un 17enne lotta tra la vita e la morte dopo una violenta rissa a San Leone, arrestato un 26enne gambiano con l'accusa di tentato omicidio e rissa. Pantelleria e ispezioni a bordo della petroliera della flotta Ombra russa. La nave ammiraglia della missione europea nel Mediterraneo ha verificato la reale nazionalità dell'imbarcazione, che naviga invece battendo bandiera del Camerun. Spiagge prese d'assalto in Sicilia, mare, sole e stabilimenti affollati nella prima domenica d'agosto. Per molti iniziano le vacanze, tra bagni, relax e il desiderio di lasciarsi alle spalle la routine quotidiana. Caldo e incendi, torna l'allerta in Sicilia, a Palermo e Catania in bollino rosso per le ondate di calore con temperature percepite fino a 38 gradi. Resta alta anche l'attenzione per il rischio incendi, la Protezione Civile mantiene la preallerta su tutta l'isola. E i turisti a Catania sfidano l'AFA tra arte e cultura, centro storico affollato di visitatori italiani e stranieri. Calcio, Palermo pronto per la tournée in Australia, in programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus. Intanto Osti dice no agli olandesi dell'Az Alkmaar per Ranocchia. Serie C, Catania test positivo a Norcia contro il Ravenna. I rossazzurri vincono 3-2 e si proiettano alla settimana che porterà alla prima sfida ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. Bentrovati. Dunque a Messina le speranze sono ormai ridotte al lumicino per ritrovare in vita i 3 dispersi nel crollo della palazzina. Domenica surreale a Pistunina tra dolore e angoscia. 3 gli indagati, uno di questi è parente della famiglia Leone, proprietaria di quel che resta dell'edificio. Da domani i primi interrogatori, ci racconta tutto il nostro inviato Tonino De Mana. Una ricerca continua e disperata, da oltre 70 ore, con droni, cani molecolari, mezzi meccanici e a mani nude, alla ricerca dei 3 dispersi rimasti sotto le macerie dopo il crollo della palazzina a Pistunina. 3 i morti accertati: Carmelo Leone, 71 anni, noto imprenditore e proprietario di quel che resta del palazzo, la sorella Rosa, 63 anni, ed Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa dell'Emporio Cinese, il cui corpo è stato recuperato ieri sera. All'appello mancano Sara Leone, il cognato Santino Magazzù ed il collaboratore domestico Lariu, originario dello Sri Lanka, con i familiari di quest'ultimo che non si allontanano un attimo dal luogo della tragedia in attesa di notizie. Restano seduti, si abbracciano ed osservano. Anche un minimo movimento dei vigili del fuoco o della protezione civile serve ad alimentare la speranza, sempre più flebile. Strada statale 114 interdetta al traffico per agevolare i mezzi di soccorso, camion carichi di detriti e macerie che fanno la spola con un'area appositamente allestita dal comune di Messina nei pressi dello stadio San Filippo. Predisposto anche un servizio antisciacallaggio con rigidi controlli affidati ai carabinieri e alla polizia municipale. È una città sconvolta dal dolore, con il sindaco Basile che confida sulla magistratura. La magistratura ha già avviato le sue attività investigative ricognitive, alcuni iscritti nel registro degli indagati, anche se chiaramente è prematuro. Ci sarà il tempo, l'amministrazione come sempre a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine, perché recuperiamo i nostri 3 concittadini, vediamo di chiudere questa tragica maglia e poi avremo tempo per verificare le responsabilità. 3 le persone indagate, accusate di omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Si tratta di Alessandro Panarello, Pasquale Dalì e di Pietro Leone, ingegnere, parente della famiglia proprietaria dello stabile. Secondo i PM la causa del crollo sarebbe da attribuire al cantiere aperto per l'ammodernamento dei locali del piano terra, che avrebbe dovuto ospitare una macelleria. Da domani i primi interrogatori. Ad Agrigento 2 giovani feriti a coltellate nella notte a San Leone. Il più giovane è un 17enne operato d'urgenza, arrestato un 26enne di origine gambiana con l'accusa di tentato omicidio e rissa. I dettagli da Davide Sardo.
Notte di sangue a San Leone, frazione balneare di Agrigento. 2 ragazzi sono stati accoltellati durante una violenta rissa tra Piazzale Giglia e l'inizio di Viale dei Giardini. Il più grave è un 17enne di Villa Seta, sottoposto nella notte a un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Agrigento. Lotta tra la vita e la morte. Ferito anche un suo amico 20enne, raggiunto da una coltellata al ginocchio. Per l'aggressione i carabinieri hanno arrestato un 26enne di nazionalità gambiana, giardiniere residente ad Agrigento. Per lui la procura contesta i reati di tentato omicidio e rissa. Il pubblico ministero ha disposto il trasferimento in carcere. Davanti ai militari dell'Arma, il giovane ha sostenuto di essersi difeso, ha raccontato di essere stato accerchiato da un gruppo di ragazzi con i quali avrebbe avuto vecchi contrasti. Secondo la sua versione sarebbe stato minacciato con una pistola e un coltello mentre si trovava insieme alla fidanzata. I carabinieri hanno ascoltato anche diversi testimoni, compresa la giovane donna. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica della rissa e accertare le responsabilità dei partecipanti. Un detenuto di 33 anni è stato trovato morto nella sua cella all'interno della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità. E questa mattina nelle acque ad ovest di Pantelleria la nave ammiraglia della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo ha effettuato un controllo su una petroliera sottoposta a sanzioni dell'Unione Europea e appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa per verificarne la nazionalità. Per le navi è determinata dalla bandiera che sono autorizzate a battere, ma la petroliera naviga dichiarando bandiera del Camerun. Dalle prime ore della mattina migliaia di persone hanno raggiunto le località balneari, complice il bel tempo e la voglia di staccare dalla routine tra sole, bagni e chiacchiere sotto l'ombrellone. Il clima che si respira è quello della vacanza, insomma è arrivato il mese d'agosto. Cominciano le ferie quando torno al mio paese. Spiagge affollate, ombrelloni aperti e tanta voglia di lasciarsi alle spalle la routine. Agosto entra nel vivo e per molti è finalmente arrivato il momento delle vacanze. C'è chi ha scelto il mare, chi si sposterà verso il fresco della montagna e chi invece dovrà aspettare ancora qualche settimana prima delle ferie. Qui a Marina abbiamo cambiato tappa. Noi siamo della provincia di Catania, andiamo sempre a Taormina, stavolta qui a Marina. Agosto staremo a Ferla, nel mio paesino di montagna, al fresco. Ci godiamo la spiaggia, il mare che è uno dei più belli d'Italia. Le ferie dopo Ferragosto. Ho fatto già 1 mese e mezzo, 2 mesi di mare, quindi non vedo l'ora di ritornare a Ragusa. Tra un tuffo, una tintarella e una passeggiata sul bagnasciuga, sotto gli ombrelloni non mancano le chiacchiere estive. Le chiacchiere di genitori con figli preadolescenti, adolescenti, quindi puoi immaginare, lascio a voi l'immaginazione. I capelli, tra donne e i capelli, come fare a gestire i capelli in estate, il sole, il colore. L'estate ha ancora tanto da regalare, non resta che augurare quindi Buone vacanze a tutti! Davvero buone vacanze a tutti e con le vacanze, con agosto, torna il grande caldo, con esso riecco gli allarmi. Bollino rosso per ondate di calore in 2 capoluoghi siciliani e rischio incendi diffuso nell'intera isola. Malle Viola. Il rischio incendi e ondate di calore è tornato. Fra il 2 e il 3 agosto nel paese 23 città sono a rischio e 2 di queste sono in Sicilia, Palermo e Catania. Il bollettino della Protezione Civile parla chiaro, bollino rosso in entrambe le giornate. Sia a Palermo che a Catania temperature percepite di 38 gradi, sia domenica che lunedì. A Messina va un poco meglio, ma appena un poco, 38 gradi prima, 37 poi, cosa che fa scendere il livello di allerta da rosso ad arancione perché il caldo non è perdurante oltre le
24 ore. A Palermo, come ormai abitudine, inoltre stop totale alle carrozze trainate da cavalli per le 2 giornate. Sul fronte del rischio incendi la situazione resta altrettanto delicata, sebbene la pericolosità stimata dai modelli meteorologici sia classificata come media in 8 province e bassa nella sola provincia di Ragusa, la Protezione Civile siciliana ha dichiarato lo stato di preallerta su tutto il territorio isolano. Dal punto di vista meteorologico sono previste precipitazioni isolate o assenti, limitate a possibili rovesci pomeridiani solo sulle zone interne della Sicilia orientale, accompagnate da venti deboli e variabili. Al mare, così una famiglia di Noto nel Siracusano ha messo a disposizione di tutti la propria piscina privata nella propria abitazione, aperta proprio a tutti per dare la possibilità anche a chi non può di trascorrere una giornata di relax in compagnia. Vediamo. Il telefono squilla, dall'altra parte c'è qualcuno che chiede di venire qui, in piscina. Noi siamo qui, quando volete, a disposizione. Il proprietario è lui, Salvo. Con la sua famiglia ha deciso di metterla a disposizione per chi non può permettersi una giornata al mare. Qui siamo a pochi minuti dal centro di Noto. Purtroppo al giorno d'oggi c'è tanta gente che non arriva a fine mese. Le mie piscine sono qua, i motori sono sempre accesi. Quindi se vengono persone non mi cambia niente, perché non è che li devo prendere a spalla, portarli qua, quindi sono liberi di venire tutti quelli che vogliono a passare una giornata con noi. Con questo caldo e soprattutto con i rincari sul carburante, un tuffo in piscina è un regalo che in molti stanno apprezzando. Una cosa molto molto bella, che oltre a scriverci i bambini, i genitori che vogliono venire qua, ci scrivono anche tante mamme, tante persone che vogliono, tra virgolette, aiutarci portando dolci, facendo ciambelle, portando gelati. Ma Salvo tiene molto alla privacy di chi viene qui. Tutto nella riservatezza al 110%, ci scrivono in privato, noi diciamo dove siamo, li facciamo venire qua. Un'iniziativa che potrebbe diventare un modello da seguire. Piscina gratis per tutti. Ma estate anche turismo in città, nelle città d'arte. Noi oggi siamo andati a spasso per Catania, abbiamo incontrato tanti turisti che restano affascinati dalla bellezza dei monumenti. Prima domenica d'agosto ai musei regionali aperti e gratis. Un turista napoletano nel Teatro Romano dice bello come Pompei. Giusy Lazzaro. Prima domenica d'agosto in giro per Catania incontriamo tanti turisti che sfidano caldo e afa per visitare monumenti e siti che raccontano la storia di questa città. L'architettura, gli edifici e il barocco è tutto molto bello. Sono stata ieri sull'Etna. Mi piace Piazza Duomo, vicino alla pescheria, e il mare è piacevole. C'è chi vive a Francoforte, ma radici tutte siciliane. Le persone vengono volentieri, sono molto felici quando gli dici io sono siciliana, bellissimo, io sono stata qua. A spasso per il centro storico a Piazza Dante, il complesso dei Benedettini con la chiesa di San Nicola sotto il sole riflettono una luce speciale. Stupenda venire su da Via dei Crociferi e arrivare qua, vedere tutta la storia della festa di Sant'Agata e come siamo nei candelabri, bellissimo. E come ogni prima domenica del mese anche a Catania, musei regionali aperti e gratuiti. Entriamo nel Teatro Romano. Ci sono parecchie, concordanze con Napoli e i suoi dintorni, anche semplicemente questo meraviglioso anfiteatro che ricorda molto quello di Pompei. E dire che questo non è il periodo di massima affluenza. Il concetto di alta stagione nel turismo da noi funziona nei mesi che vanno da aprile fino a giugno. Il picco lo raggiungiamo nella prima metà di giugno, poi tutto rallenta, si ferma per ricominciare fra settembre e ottobre, da fine agosto in realtà, quando ricomincia il turismo straniero, quello di gruppi, quello organizzato, quello che in realtà fa i numeri. In vacanza anche le famiglie con bambini, un'occasione in più per conoscere le bellezze senza tempo.
E queste sono giornate di grande afflusso anche sulle strade siciliane. Purtroppo ci sono stati ancora dei gravi incidenti. Un grave incidente sulla statale 121 catanese all'altezza di Misilmeri. In questa occasione, in questo incidente, ha perso la vita una persona. La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla provinciale. Sul posto le squadre dell'ANAS e delle forze dell'ordine. In un altro incidente invece si sono registrati 3 feriti e in un altro scontro che ha coinvolto 3 macchine, 3 auto sull'autostrada A19 Palermo-Catania in direzione Palermo all'altezza di Bagheria, con rallentamenti e code a partire dallo svincolo di Altavilla. Andiamo alla cronaca adesso, perché la polizia ha arrestato 2 catanesi per spaccio di stupefacenti. Durante un servizio di controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo, gli agenti hanno individuato una postazione di spaccio in via Capopassero organizzata con un drive-in. Uno dei pusher era pronto per ricevere il denaro dagli acquirenti a bordo dei veicoli, mentre il complice, posizionato sul terrazzo di uno stabile, riforniva la postazione facendo scendere e risalire 2 borselli legati ad una fune. Rottamazione bollo auto. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la rottamazione dei tributi regionali, consentendo ai cittadini di regolarizzare il bollo auto arretrato fino al 2025 senza pagare sanzioni né interessi. Il decreto attuativo è atteso dopo Ferragosto, mentre il termine per i pagamenti è fissato al 31 ottobre. La misura punta a favorire il recupero degli arretrati e a garantire nuove entrate per le casse della regione. Rischio caos alle prossime elezioni amministrative, lo denuncia il Movimento per l'Autonomia, tornando sulla vicenda del sindaco di Serra di Falco in carica nonostante la legge regionale lo vieti. Per lui è pronto il provvedimento di decadenza, ma la regione prende tempo. Lo scontro sale di tono e 20 sindaci si schierano con il ribelle Manlio Viola. È ancora in carica il sindaco ribelle e adesso la vicenda diventa un vero e proprio scontro di natura politica, non solo tecnico-giuridica. Leonardo Burgio, primo cittadino di Serra di Falco, è stato eletto per un 3° mandato, nonostante la legge regionale disponga che se ne possano svolgere non più di 2 consecutivi. Il sindaco leghista, però, forte della legge nazionale che invece lo permette nel resto del paese e di una sentenza della Corte Costituzionale che però riguarda il Friuli Venezia Giulia, resta saldamente ancorato alla poltrona con il supporto dell'intero Consiglio Comunale. L'assessorato regionale alle autonomie locali lo aveva diffidato ed invitato a dimettersi e ora è pronto il provvedimento di revoca, ma la regione ancora prende tempo. Tocca al Movimento per l'Autonomia adesso lanciare l'allarme e invitare il presidente Schifani a firmare il provvedimento di rimozione. La posta in gioco non è il solo comune di Serra di Falco, si legge in una nota autonomista, ma la tenuta dell'intero sistema elettorale siciliano. Nella prossima primavera, infatti, decine di sindaci si troveranno nella medesima condizione e se ciascuno decidesse di invocare gli stessi argomenti alla luce del precedente di Serra di Falco, si rischierebbe una giungla istituzionale in cui ciascuno decide per sé quale legge applicare, con un contenzioso elettorale destinato a paralizzare decine di comuni. Ma agli autonomisti risponde un appello di una ventina di sindaci ed ex sindaci, non solo leghisti, per i quali la nota degli autonomisti è una presa in giro nei confronti dei cittadini. La questione va risolta nelle sedi giuridiche opportune e rimuovere un sindaco con un escamotage non è tollerabile. Sindaci ed ex sindaci di tutta la Sicilia, fra cui anche Silvio Cuffaro, annunciano di essere pronti a sostenere Burgio anche nelle sedi giuridiche opportune. La musica adesso, oltre 30 anni di carriera, un sound inconfondibile e un'energia che continua a conquistare il pubblico. A Brucoli, nel Siracusano, i Di Rotta su Cuba hanno regalato una grande serata. Marco Carli. Più di 30 anni di musica, un repertorio che ha segnato il funk italiano e una presenza scenica che resta travolgente. I Di Rotta su Cuba sono stati tra i grandi protagonisti del Mangias Mosaic Festival in corso a Brucoli nel Siracusano. Grande sound e grande groove come da caratteristica del gruppo, a guidare la serata dal palco Simona Bencini, storica voce della band. Al centro della serata tutta l'energia del gruppo con una scaletta ricca di brani diventati nel tempo veri e propri evergreen, come Gelosia, i cui temi, declinati all'epoca nel tipico stile dei Di Rotta su Cuba, restano attuali.
Al tempo non l'avevo valutata da questo punto di vista, invece oggi anche, ahimè, con tutti i vari casi, insomma, anche di femminicidio, di situazioni insomma, pesanti dal punto di vista insomma, per noi donne, io sto raccontando la storia di uno stalker. Un live intenso che ha confermato ancora una volta la forza dei Dirotta su Cuba dal vivo e il loro legame con il pubblico. Ci fermiamo adesso per una pausa, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Palermo è in partenza verso l'Australia per la tournée d'agosto. In programma amichevoli contro il Melbourne e la Juventus. Intanto Osti dice no agli olandesi dell'Az Alkmaar per Ranocchia. Marco Gullà. Chiuso il sipario sul ritiro alpino di Santa Cristina Val Gardena, per il Palermo di Inzaghi è già tempo di allacciare le cinture verso un'altra avventura. La truppa rosanero in queste ore spicchierà il volo alla volta dell'Australia. Il programma della tournée australiana si preannuncia significativo. Il primo impegno, segnato in rosso sul calendario, è per il 7 agosto, quando andrà in scena la gara contro il Melbourne City, sfida tra consorelle del City Football Group, con in palio l'Anglo Palermitan Trophy. Il momento clou della spedizione arriverà però l'11 agosto, quando all'interno della manifestazione internazionale calcio italiano, che vedrà impegnate anche Milan e Inter, i ragazzi di Inzaghi incroceranno la Juventus. Sul mercato, dopo l'arrivo di Dominic Vavassori, il DS Osti lavora anche per un'alternativa a Poyampalo, tutto legato anche alla permanenza o no di Jérémy Ledoiron, ma sull'attaccante francese al momento c'è scarso interesse da parte di altre società. Il mercato del Palermo non riguarda soltanto gli acquisti. Dall'estero è arrivato un forte interesse per Filippo Ranocchia, finito nel mirino della Z Alkmaar. Il club olandese avrebbe presentato un'importante offerta alla società rosanero per assicurarsi il centrocampista, una proposta che almeno per il momento non ha scalfito la posizione del Palermo. La dirigenza siciliana infatti considera Ranocchia uno dei punti fermi della squadra e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene. Per il Catania, test positivo a Norcia con il Ravenna. I rossazzurri vincono 3-2 e si proiettano alla settimana che porterà alla prima sfida ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. Marco Carli. L'omaggio al grande Franco Baresi, al minuto 6 il numero della sua maglia, nel test fra il Catania e il Ravenna di Norcia, il momento del ricordo. Poi sono arrivati i primi gol del ritiro umbro, l'evoluzione delle idee tattiche di Longo davanti ai tifosi che chiedono di riportare a casa il vecchio logo. Il tecnico etneo, con Ravenna di Mandorlini, ha schierato i suoi col 4-3-3 nel primo tempo, Pagliai e Donnarumma sugli esterni, Menez da mezzala e davanti Lunetta, Leonardi e Cicerelli. Sono stati i romagnoli ad andare in vantaggio con Spini. Il Catania ha pareggiato con Corbari, a suo agio nel ruolo di mezzala pura, e bravo a sfruttare la grande progressione sulla destra di Lunetta. Nel secondo tempo Longo, che a breve potrà contare su Perrotta, un anno di contratto per lui con opzione per il secondo, cambia interpreti. Davanti ci sono Rolfini e Caturano, con ai lati Liguori e Bruzzaniti. Il primo va in rete per il 2-1 su cross di Raimo, mentre i due esterni confezionano il gol del 3-1, assist dell'ex Pineto e rete del nuovo arrivato Liguori. Il Ravenna accorcia con Orellana, ma le sensazioni per Longo sono buone. Sabato l'esordio ufficiale in Coppa Italia col Vicenza. Ci fermiamo ancora per una pausa, tra poco gli ultimi aggiornamenti. Torniamo in studio, non ci sono aggiornamenti per questa edizione, dunque è tutto. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata, arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.